Un buongiorno a tutti voi, bentrovati a questo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Apriamo con la cronaca e con un omicidio a Trieste, dove un ragazzo di 17 anni è stato ucciso ieri sera da un altro giovane che si trova al momento piantonato in ospedale. Un dramma della gelosia, un iniziale giallo che è stato risolto però in brevissimo tempo dai carabinieri e dalla procura. Si sono affrontati in un sottoscala per amore. Gli piaceva la stessa ragazza. Alla fine un ragazzo di 17 anni è stato ucciso strangolato con il cordino di una felpa e un giovane di 20 anni, il sospetto assassino, è piantonato all'ospedale di Cattinara. Tutto si è svolto in un sottoscala ieri sera intorno alle 22 in via Rittmeier 13 a Trieste. Ad avere la peggio il minorenne italiano di origine serba che mancava da casa da alcune ore, tanto che sui social la madre aveva lanciato un appello per chiedere aiuto. A tarda notte il tragico epilogo. A risolvere il giallo i carabinieri della compagnia di Trieste che sono giunti sul posto in tempi rapidissimi insieme al 118. Gli inquirenti coordinati dalla Procura della Repubblica del capoluogo Giuliano, guidata da Antonio De Nicolo, e dalla PM Lucia Baldovin, in pochissimo tempo hanno individuato il sospetto responsabile e hanno iniziato a interrogarlo. Durante il confronto con i carabinieri, il giovane, anche lui di origine straniera, avrebbe dato un'escandescenza tanto da essere necessario il ricovero a Cattinara. Alla base del violento gesto, come detto, una questione di gelosia. E restiamo sempre a Trieste perché proseguono intanto le indagini per dare un nome al corpo trovato nel parco dell'ex ospedale psichiatrico e capire se in effetti si tratti di Liliana Resinovic. Sentiamo ancora Andrea Pierini. Martedì potrebbe essere il giorno della svolta nelle indagini per la scomparsa di Liliana Resinovic. Il medico legale Fulvio Costantinides eseguirà l'autopsia sul corpo di donna rinvenuto il 5 gennaio nel parco dell'ex OPP nel quartiere di San Giovanni a Trieste e a quel punto sarà possibile capire se si tratta proprio della 63enne scomparsa di casa il 14 dicembre. Ieri è stata eseguita l'attacco dall'esperto Fabio Cavalli sul corpo per capire se ci sono segni di violenza che da una prima indicazione erano stati esclusi. La lente resta sul marito Sebastiano Visentini e sull'uomo vicino a Resinovic, Claudio Sterpin, di 82 anni. Entrambi però sembra che avessero un alibi per l'orario della scomparsa. La polizia, coordinata dalla PM Maddalena Kergia della Procura di Trieste, guidata da Antonio De Nicolo, ha preferito non toccare i due sacchetti che sono alla base del soffocamento che ha causato il decesso. Se si tratta di omicidio o suicidio sarà proprio l'esame che verrà svolto martedì a chiarirlo o almeno a dare una indicazione più certa. Nei due sacchetti potrebbero esserci elementi decisivi per le indagini, anche perché il corpo era coperto con altri due sacchi. La morte in ogni caso non sembra essere avvenuto il 14 dicembre, ma molto più di recente. Dunque due fatti di sangue a Trieste, due fatti di sangue dai quali prende spunto il sindacato italiano unitario dei lavoratori di polizia del capoluogo giuliano per attirare l'attenzione su quella carenza di organico che denuncia da tempo. Trieste è la città più sicura d'Italia, scrive la nota, questo è il messaggio sbandierato dopo un'indagine ai primi di gennaio che collocava il nostro capoluogo primo in Italia e 10° al mondo in tema di sicurezza. Con quello di ieri, scrive ancora la nota del SIULP, in queste ultime 2 settimane siamo al rinvenimento del 4º cadavere, fatti che tengono impegnati gli operatori della polizia scientifica e della squadra mobile 24 ore su 24, ma in una provincia che si sente dimenticata perché l'esodo dei pensionati, si legge ancora nella nota, non conosce sosta, mentre si continua ad investire sulle telecamere e non sul ripianamento degli organici. I dati ufficiali della questura sono impietosi e palesano un saldo negativo di oltre 100 colleghi in meno negli ultimi 10 anni. Questa è la denuncia dunque del sindacato dei lavoratori di polizia che chiede di intervenire sugli organici. Versa in gravissime condizioni, in pericolo di vita un uomo che nel tardo pomeriggio di ieri nella sua abitazione di Fagagna in via San Daniele è rimasto vittima di uno scoppio di una stufetta alimentata a gas. È stato soccorso tempestivamente dall'equipe medica di un'ambulanza che lo ha trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale. L'uomo ha riportato ustioni sul 50% del corpo. Le cause dello scoppio sono ancora in corso di accertamento. Per la messa in sicurezza della stanza che non è rimasta interessata dalle fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Udine e i vigili del fuoco volontari di San Daniele.
C'è stato un ennesimo record di contagi in Friuli Venezia Giulia in questo inizio anno, con l'ultimo rilevamento che parla di 4.564 nuovi contagi, 18.907 i casi rilevati negli ultimi 7 giorni. 6 decessi con Covid. Nella giornata di ieri le persone ricoverate in terapia intensiva sono 35, 335 pazienti ospedalizzati in altri reparti. 31.424 le persone attualmente in isolamento in regione, ovvero una persona ogni 38 corregionali. Nel dettaglio, su 10.443 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.602 nuovi contagi con una percentuale di positività del 15,34%, 18.900 i test rapidi antigenici realizzati che hanno portato a rilevare 2.962 casi. Per quanto riguarda la diffusione del virus tra la popolazione, la fascia d'età più colpita è quella fino ai 19 anni. E da domani sarà possibile prenotare la dose booster a partire dai 12 anni d'età con il vaccino Pfizer. Le prenotazioni delle vaccinazioni booster possono essere effettuate mediante tutti i canali in uso, call center, CUP, farmacie e web app. L'annuncio del vice governatore con delega alla salute Riccardi, che rileva come il Servizio Sanitario Regionale sia fortemente impegnato a garantire la priorità per i soggetti più vulnerabili e per coloro che devono essere vaccinati per ottemperare all'obbligo vaccinale. Quindi la disponibilità di appuntamenti potrà essere limitata e le dosi disponibili verranno somministrate alle persone non vaccinate. Le seguenti categorie che non abbiano ancora ricevuto la dose booster, come i soggetti con patologia che determini fragilità, gli ultraottantenni e i soggetti con obbligo vaccinale. Riccardi raccomanda ai cittadini che necessitano di Green Pass per lavoro e spostamenti di non attendere gli ultimi giorni prima della scadenza della certificazione, perché poi la prenotabilità potrebbe non essere garantita. Imponente opera di messa in sicurezza della strada regionale 355 all'ingresso del comune di Ovaro. Vediamo. Ma la strada regionale 355 ha sempre avuto difficoltà per essere una viabilità scorrevole, perché in questa strada passano tanti mezzi pesanti che vanno alla cartiera, alla goccia di carni, ai marmi, al legname, eccetera. Quindi l'intervento all'ingresso del paese era necessario per 2 motivi. Ed è diviso in 2 lotti. Il primo lotto, quello che si sta completando in questo momento, che era l'allargamento e l'abbassamento di un dosso che in particolare d'inverno creava problemi con la neve, e questo è un primo lotto che è in fase di completamento. Mentre è previsto il secondo lotto, che è già appaltato con l'impresa che fa anche il primo, di fare una rotonda per l'accesso alla cartiera. Lì è un punto di difficoltà dove ci sono verificati anche diversi incidenti, e quindi costruire una rotonda per fare un ingresso al paese più comodo, ma anche per l'accesso ai mezzi della cartiera più scorrevole, era indispensabile. Sono 2 lavori che sono appaltati, sono in corso, sono tutti e 2 iniziati e credo che il prossimo anno saranno tutti e 2 completati. Io mi auguro che il primo si riesca anche a completarlo la prossima settimana. E siamo allo sport. Alle 16:30 Udinese e Atalanta scenderanno in campo allo stadio Friuli dopo la decisione del TAR sul ricorso della Lega che ha sospeso i provvedimenti dell'ASL. La squadra bianconera ha ufficializzato 12 casi di positività tra i giocatori e 3 tra i membri dello staff. Atalanta con 3 giocatori positivi, mentre recupera l'ex portiere bianconero Musso e il difensore Palomino. Gasperini non potrà disporre nemmeno di Freuler, che dovrà scontare il turno di squalifica degli infortunati Zapata e Gosens. Nell'Udinese l'assenza certa è quella di Pereira, con una formazione per il resto da inventare, con Cioffi che dovrà fare affidamento anche su elementi della primavera, ma non ci sono liste di convocati né da una parte né dall'altra, non ci sono state le conferenze stampa prepartite e dunque solo attorno alle 15:30 con le distinte delle formazioni ufficiali si potrà avere un'idea appunto delle squadre che scenderanno in campo al Friuli. Intanto arriva la 12ª vittoria consecutiva e il titolo di campioni d'inverno per la UEB Gesteco Cividale, con un inizio d'anno molto positivo. La truppa di Pilastrini è passata a Bernareggio per 84-72. Diciamo la verità, io ero convinto di perderla,
il commento che ti faccio è: se non perdiamo partite così, in cui siamo sempre in apnea, in cui sembrava che giocassimo la classica partita post vacanze, prima contro ultima, loro molto più in palla, molto più determinati, molto più precisi, noi sempre un pochino in ritardo, dai, era la classica partita trabocchetto che sembrava si stesse trasformando in realtà. Se non perdiamo partite del genere credo che ne perderemo molto poche, d'altra parte la 12ª di fila, 13 su 14, quindi dico ai ragazzi bravissimi, complimenti ai ragazzi perché hanno voluto vincere anche questa, dimostrazione che il gruppo è solidissimo, che il gruppo ha una grande fame di vittorie, che il gruppo ha una grandissima mentalità. È una partita veramente complicata, faccio i complimenti ai nostri avversari perché la classifica non gli rende giustizia. Saluto anche il mio amico Cassinerio che era allenatore fino a pochi giorni fa di questa squadra, si vede che ha cresciuto bene questi giovani, ha fatto un ottimo lavoro ed è stata davvero dura fino all'ultimo istante e sono molto contento che abbiamo vinto. Credo che la reazione sia stata soprattutto stavolta più offensiva, nel senso che sì è vero che in difesa siamo stati un po' più precisi, abbiamo lasciato qualche azione in velocità in meno, qualche contropiede in meno, però in attacco abbiamo ripreso ad attaccare, soprattutto con i nostri esterni che prima hanno giocato in maniera un po' troppo rinunciataria e credo che questo abbia girato la nostra partita. Il calcio a 5 con il girone C di Serie B che ieri ha visto grande spettacolo a Prata per quello che è stato uno spareggio ma anche un derby di alta classifica tra Macan e Udine City. Ha vinto la squadra di Pittini per 7-6, resta in testa a pari punti con il Pordenone mentre il Macan si ferma a quota 25 al terzo posto in una classifica appunto che parla friulano. Sono, non so, straordinariamente felice. È una giornata storica, epica, perché sempre dopo un mese di stop non sai cosa trovi. Abbiamo giocato l'ultima volta l'11 di dicembre, per cui nonostante gli allenamenti, ma la squadra è questa, è rimasta quella, feroce, ha voglia di vincere, non si arrende mai. Siamo andati sotto 2-0 e non è servito che predicassi calma, perché è così, la squadra ha una sua identità. E questo vuol dire che arriveremo tanto avanti. Partita molto intrigante anche questa, hanno un allenatore che io stimo molto, Ranieri, un allenatore che riesce a dare alle sue squadre un grande timbro di personalità, con dei giocatori, in primis Amoroso, che chapeau, quindi bella partita, intrigante, ma ve lo dico a denti stretti, se giochiamo così mi viene da ridere. Alla fine del primo tempo abbiamo perso la partita perché abbiamo fatto il time out per parlare di alcune cose, siamo entrati in campo e è successo esattamente il contrario di quello che avevamo preparato, pertanto l'abbiamo persa lì sicuramente. Le assenze c'erano da tutti e due i lati perché avevano 2 assenze loro e 2 noi e l'avversario era a pari punti con noi, per cui mi aspettavo questo, una partita equilibrata come è stata, è finita 7-6, se gestiamo nel modo giusto l'ultimo minuto del primo tempo probabilmente l'avremmo portata a casa, però coi se coi ma non si fa la storia, abbiamo perso, onore a loro, bravi. E noi ci rimocchiamo le maniche e continuiamo a lavorare. Ci fermiamo qui, l'informazione torna questa sera alle 19. Buon pomeriggio e buona domenica a voi.